Bene, eccoci insieme anche oggi. Dove eravamo rimasti? Dopo oltre 7 mesi finalmente torniamo con gli ospiti in studio e speriamo ovviamente di poterli mantenere. E partiamo credo con la persona giusta, Fabio Cazzaro, imprenditore dello spettacolo, oggi residente a Resana ma nativo o comunque molto legato al territorio di Tre Baseleghe. Dicevo imprenditore dello spettacolo, ma anche autore di questo libro scritto a quattro mani con un collega giornalista, Dario Guerra, Io l'ho sconfitto, la storia di una persona che ha contratto il coronavirus e fortunatamente ne è uscito bene. Allora, prima di tutto perché l'esigenza di scrivere questo libro, edito da Editori del Veneto, con un sottotitolo che dice La storia di un uomo e la sua lotta vincente contro il Covid-19. Lei ce l'ha fatta. Ce l'ho fatta. La necessità di scrivere questo libro è stata prima di tutto per riuscire a mettere nero su bianco un periodo che ho passato della mia vita non bellissimo. Questo perché mi sono trovato in una situazione che mai avrei pensato e ti passa davanti tutta la tua vita. Ti trovi lì a letto di un ospedale con il casco, per quanto mi riguarda, e cominci a rivedere tutto quello che hai fatto e tutto quello che in quel momento sei e poi quello che, se hai la fortuna, ti dici dentro di te, dici se esco da qua cosa devo fare. E questa situazione qui mi ha portato in una situazione non facile da gestire sia a livello forse più mentale che fisico. Io personalmente non ho, quando ero all'ospedale non è che avessi un dolore fisico, a parte qualche... L'ospedale di Castelfranco? L'ospedale di Castelfranco. Lavoravo più un discorso su mentale e quindi avevo la necessità di mettere appunto nero su bianco, fare una testimonianza, visto che leggevo un po' sui social, no? Che il virus non esiste, che non c'è, è tutta una messa in scena, invece il virus purtroppo c'è e non guarda in faccia a nessuno, cioè, colpisce senza distinzione da un certo punto di vista. Dal punto di vista della malattia, com'è stato il suo excursus? Come ha iniziato ad accorgersene? Ma allora, inizialmente un po' di febbre, stanchezza, poi ho avuto, questo è nato il 7 marzo, poi avevo mal di denti, ma non pensavo minimamente che fosse appunto il Covid, e nel frattempo ho chiamato il medico, mi dice appunto tieni controllata la temperatura, io avevo la febbre che saliva, scendeva con la tachipirina e dopo 3-4 giorni di febbre ho cominciato ad avere problemi di vista e quindi vedevo tutto offuscato, doppio, triplo, e il medico è venuto a visitarmi 4 volte a casa, abbiamo chiamato 4 volte il pronto soccorso, però non avendo problemi respiratori, problemi di respirazione, per loro era una semplice influenza. In realtà invece dopo 9 giorni che ero a casa con l'influenza, lunedì sera il medico viene a visitarmi e abbiamo chiamato appunto il pronto soccorso, però ero in una situazione non potevo venire a prendere, e a quel punto mi dicono domani mattina, martedì, o veniamo domani oppure andare io da solo, cosa che in quel periodo non si poteva perché si rischiava il penale, no? Certo. Al mattino successivo, al martedì, il medico viene a visitarmi di nuovo, erano le 8 e mezza e la situazione era totalmente cambiata, cioè la saturazione non arrivava a 90 e quindi avevo
seri problemi, a quel punto ha chiamato... Praticamente non riusciva a respirare. Ma io onestamente non mi rendevo conto. Cioè la cosa strana è che io fisicamente non ti rendi conto che hai problemi di respirazione, non è che senti l'affanno, cioè è una cosa proprio sottile e tu sei lì impassibile, cioè vai avanti in base alle tue forze, cioè tu non te ne rendi conto. E appunto il medico mi ha visitato, a quel punto ha chiamato il 118 e ha detto o venite o la situazione è molto seria. Quindi è arrivato il 118, sono venuto su, mi hanno dato una mano ad alzarmi dal letto, ho fatto le scale, quando sono sceso praticamente mi hanno chiesto se potevo uscire senza prendere la barella, cioè senza che venissero in casa. Mi sono messo la giacca, come mi sono messo la giacca ho sentito un mancamento, allora ho detto no, hanno portato, sono venuti dentro con la barella, mi hanno steso, preparato e quando sono uscito io sinceramente non sapevo se tornavo indietro. Nel periodo della degenza cos'è che è stato più forte? La solitudine? Ma ero apatico, quindi mi trovavo in una situazione anomala perché non avevo neanche la forza di pensare, cioè, cercavi di trovare una giustificazione, capire qual era effettivamente il problema e trovare la forza per uscirne. Non avevi contatto con nessuno se non tramite il telefono dopo un po' di giorni, perché per 3 giorni mi sembra, non avevo contatti con nessuno, neanche con la famiglia, perché da quando sono stato ricoverato, perché appunto non avevo niente con me. Poi quando mi hanno messo il casco ho passato appunto questi 10-12 giorni che non ero a contatto con nessuno perché ero immobile a letto col casco con tutti i vari macchinari attaccati e lì sei te con te stesso e quindi cerchi di trovare una via d'uscita e una forza per uscirne, per cercare la mente ti va dappertutto. Che sentimento prova nei confronti dei negazionisti? Niente, cioè proprio non riesco non do una giustificazione, cioè perché è impossibile negare una cosa che effettivamente c'è. Sì, che ha portato decine di migliaia di morti. Esatto. Io penso che se la cosa colpisce, evidentemente queste persone hanno bisogno di tastare con mano, no? A quel punto forse dicono fermi. Esempio che era un ministro inglese, no? Boris, che Boris Johnson. aveva una visione un po' diversa, poi l'ha preso e ha cambiato idea. Certo. Quindi non so perché questi negazionisti devono capire che effettivamente lo devono prendere, mi auguro di no. Però onestamente non riesco a capire questo modo di agire, cioè, a parte che i negazionisti sono su tutto. Cioè, quindi... Sì, certo. C'è sempre chi dice no. Esatto. Ma ricordavo prima, lei è un imprenditore del mondo dello spettacolo, quindi anche abituato a interagire con i giovani. Sì. Questi giovani per i quali la Movida pare una prassi irrinunciabile, questi giovani che hanno difficoltà a portare la mascherina, a loro cosa direbbe? Lo dovrebbero prendere come un codice della strada. Quando tu sali in macchina ti metti la cinghia per normativa, ecco, a questo punto, in questo periodo
devi mettere la mascherina perché rischi, prima di tutto, salvi la vita degli altri, ma anche oltre alla tua è una tutela anche per gli altri, perché appunto questo virus non si sa dove colpisce, è invisibile, di conseguenza non si sa dove va a parare. Io posso essere asintomatico e quindi ce l'ho e non lo so, però posso attaccare qualcuno che magari in quel momento le sue difese non sono al 100 e quindi si manifesta in un altro sistema e magari succede quello che poi magari ricovero e tutto quello che ne consegue dopo, insomma, ecco. Per concludere con una parola, cosa ha provato quando è uscito dall'ospedale? Non mi rendevo conto da un certo punto di vista, perché appunto tornavo a casa dalla mia famiglia che non vedevo da 26 giorni, che ho rischiato di perdere. Grazie, ha già detto tutto e molto. Concludo io leggendo una bellissima dedica di questo libro al proposito, alla mia famiglia, alla mia splendida compagna di vita Lorenza e ai nostri meravigliosi figli Giacomo e Mattia, inestimabili gioielli. Questo quanto scrive e ovviamente sente Fabio Cazzaro, che è il nostro ospite di oggi, che ha scritto questo libro a quattro mani con il collega giornalista Dario Guerra. Il titolo è Io l'ho sconfitto, pubblicato da Editori del Veneto, la storia di un uomo e la sua lotta vincente contro il Covid-19. Grazie, buona vita. Grazie. A voi, alla prossima.